Direttore, ultimo appuntamento di questa stagione teatrale al Palacongressi. Sì, oggi chiudiamo con l'ultimo appuntamento, la congestione del telefono. È stata una bella stagione, non lo credevamo, ci abbiamo creduto. Ringrazio tutti le persone che hanno contribuito a questo evento. Riaprire il Palacongressi non era facile, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto ottimi riscontri, 4 sold out, quindi devo dire che è andata bene, quindi questo ci dà lo stimolo per fare meglio, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Ecco, ma non solo teatro, anche jazz, insomma tante iniziative che avete fatto? Sì, la musica jazz, il cinema, ma devo dire anche una proposta culturale. Proprio in questi giorni abbiamo approvato la determinazione per riportare nella parte est del Palacongressi la biblioteca Luigi Pirandello. Entro la fine dell'estate i lavori saranno completati e il villaggio museo, il centro, il Palacongressi avranno un altro luogo culturale importante che ricorda il nostro drammaturgo, e quindi ci sarà anche la possibilità di un'apertura a una didattica nuova che riguarda una delle linee importanti del Parco della Valle, che saranno dedicate a Luigi Pirandello. Gaetano Roni, che è il regista di questa serie di eventi teatrali qui al Palacongressi, si chiude questa sera con la concessione del telefono. Ecco, un bilancio di questa tua esperienza qui al Palacongressi. Ma lo vedi, come si diceva una volta, mi ridono gli occhi perché la stagione è andata benissimo, 4 spettacoli, 4 sold out, grande appoggio del parco, grande appoggio del direttore Sciarratta, che io non so come riesca a fare tutto quello che fa. Io l'ho seguito essendo in tournée con lo spettacolo da fuori, continua a proporre delle grandissime iniziative sul piano culturale a 360 gradi, io faccio parte di una di queste, non irrilevante, che è quella che riguarda proprio il teatro, la mia professione, quello che so fare, e insieme abbiamo organizzato, secondo me, abbiamo dato alla città, restituito alla città un posto che meritava di avere di nuovo, un posto che proprio arriva alla vigilia di questa grande investitura di Agrigento Capitale della Cultura, poi arriva il momento giusto per diversificare e ampliare un'offerta che deve essere sempre più ricca, variegata, perché io ritengo che la competizione leale, l'emulazione, alzi l'asticella, laddove non c'è mordente non c'è neanche proposta, non c'è neanche motivazione. Noi siamo per le motivazioni. La concessione del tempo è uno spettacolo morbido, divertente, con una compagnia straordinaria di attori siciliani. Alessio Vassallo era amatissimo da Camilleri. Abbiamo pensato che fosse lo spettacolo giusto per chiudere una stagione che, io dico, è stata fatta all'insegna del pericolo. Sentite bene, Agrigentini e affini, diceva Totò, del pericolo. Ogni serata che abbiamo proposto, lì veramente devo dire il direttore eroico perché non mi ha lasciato mai solo. Ogni serata ha avuto un motivo di tensione, ma tensione positiva, laddove il teatro per noi non è un posto dove si dorme, ma è un posto dove anche la sensazione di pericolo che ci ricongiunge così alla vita, secondo me fa parte proprio della linea estetica che in qualche modo si è venuta a creare al Teatro Palacongressi, e a distinguerlo da altre proposte bellissime anche quelle, ma insomma noi siamo felici.